Strenui difensori del libero mercato quando venivano attaccati dalle associazioni di categoria, i colossi della grande distribuzione ora chiedono a loro volta di essere tutelati dalla concorrenza. Auchan ha presentato ricorso al TAR contro la costruzione del nuovo Iperlando a pochi passi dalla rotonda della Castellana, in una delle zone d'Europa con la maggior densità di centri commerciali. Sogghignano i rappresentanti dei piccoli negozi, per cui la vicenda giudiziaria è sintomo del tramonto di un modello economico che qualcuno si illudeva potesse crescere all'infinito. Il bisogno di nuovi negozi del settore food e non food in quell'area è assolutamente solamente un sogno, a meno che non abbiamo una nuova stazione di alieni che viene a fare le spese, le compere a Mestre. Nella sfida del mercato noi stiamo da sempre dicendo che servono delle regole, così se arriveranno magari con forte ritardo si inizierà a capire che quella zona lì è satura. Negli ultimi tempi, sostiene dati alla mano il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, stiamo assistendo a un cambiamento radicale di usi e costumi per quanto riguarda gli acquisti e il modo di spendere i soldi degli italiani. Chi ieri pensava che non ci sarebbe mai stata una flessione oggi è costretto a fare i conti con la realtà. Tutti gli indicatori, tutte le analisi, tutte le cose che vanno non solo con il buon senso, ma anche con l'affetto economico, oggi come oggi non c'è bisogno di nulla, quindi non bisognerebbe più parlare di nuove aperture, ma cercare di evitare che ci siano periferie vuote e supermercati chiusi.